benvenuti. Oggi è domenica 3 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 17:55. La luna sorge a 00:49 e cala alle 10:15. Oggi si celebra la terza domenica di Quaresima. Oggi è la giornata mondiale della natura selvatica, istituita dall'ONU per celebrare la data in cui nel 1973 183 stati hanno firmato la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. L'obiettivo è preservare la biodiversità in tutto il mondo. Inoltre si celebra la giornata mondiale dell'udito, un evento che coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo, per richiamare l'attenzione dei governi sull'importanza dell'udito. Auguri alla cantante Camila Cabello, che compie 27 anni. Ha iniziato la sua carriera come membro delle Fifth Harmony, un gruppo femminile formatosi nel talent show X Factor USA. Nel 2016 ha deciso di intraprendere la strada da solista, ottenendo un enorme successo con il singolo Havana e la hit estiva Señorita, cantata insieme al suo ex fidanzato Shawn Mendes. Anche il singolo Bam Bam, in duetto con Ed Sheeran, è stato uno dei brani più ascoltati dell'anno. Oggi festeggiamo anche il compleanno di una bellissima attrice, 42 anni per Jessica Biel. Ha debuttato in televisione nella serie Settimo Cielo, dove ha interpretato per 10 stagioni la figlia del pastore. Ha poi fatto il salto sul grande schermo, recitando in film di vari generi. Nel 2012 ha sposato il cantante Justin Timberlake, con cui ha avuto 2 figli. Compie 22 anni anche Lorenzo Musetti, una delle stelle del tennis italiano. Nato a Carrara nel 2002, ha iniziato a giocare a tennis a 4 anni. A livello juniores ha vinto 7 titoli, tra cui gli Australian Open nel 2019, diventando il più giovane italiano a vincere uno Slam Under 18. Nel 2023 ha fatto parte della squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni insieme a Jannik Sinner. Time, un nome che racchiude una promessa, quella di offrire ai lettori le informazioni più aggiornate e rilevanti del nostro tempo. Da un secolo, dal 3 marzo 1923, questo settimanale americano è una fonte di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo, grazie alla sua copertura approfondita di temi politici, economici, sociali e culturali. E ogni anno, con la sua celebre copertina di dicembre, Time sceglie la persona dell'anno, ovvero chi ha segnato in modo decisivo le notizie e gli eventi dell'anno appena concluso. Per il 2023 è stata scelta Taylor Swift. Vi portiamo in un luogo speciale, l'abbazia di Weihenstephan in Germania, sede del birrificio più antico del mondo. Qui i monaci producono birra dal 768, quando scoprirono le proprietà del luppolo, una pianta che rende la bevanda più aromatica e conservabile. Nel 1040 ottennero il permesso di vendere la loro birra al pubblico e da allora non hanno mai smesso di farlo. Nel 1800 l'abbazia divenne una scuola agricola e poi una facoltà dell'Università Tecnica di Monaco, dove si formarono molti birrai famosi. E ora è il momento di sentire i consigli dell'oroscopo grazie al nostro Marco Amato. Buona domenica ai 12. Oggi una baldanzosa luna in Sagittario rende lo zodiaco più generoso. Vediamo come. Ariete. Un bellissimo trigono dalla luna oggi è un toccasana per voi, proprio perché vi fa passare una giornata splendida, piena di amici, di novità, di piccoli viaggi e spostamenti e di un'attività passionale intensa e molto complice. Toro, la giornata di oggi si presenta come una giornata decisamente più distesa, forse perché avete vuotato il sacco ieri e oggi la Luna ha finito di farvi i dispetti. Rimangono però Marte e Venere contro, molto contro, per cui in amore ancora un po' di tensione.
Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna d'opposizione e anche le quadrature coi pesci si rafforzano, per cui oggi lo zodiaco raccomanderebbe un po' di riposo e meno esuberanze. Del resto avete avuto, nonostante la caterva di impegni, una settimana abbastanza brillante, via, e domenica riposate. Cancro, la giornata di oggi prevede una luna decisamente più allegra e ridanciana, ma una luna un po' offesa dalle quadrature di Saturno, Sole e Mercurio. Probabilmente oggi sarà una giornata un po' confusa, in cui subirete più che altro i programmi e le volontà degli altri. Poco margine per il decisionismo, ma forse è il caso di mettervi da parte e osservare senza colpo ferire. Leone, la luna oggi è in trigono e finalmente una bella notizia zodiacale, visto che l'umore decisamente migliora, quindi oggi potrete riprendere l'intimità con il partner o tra le mura domestiche e sentirvi al sicuro. Rimangono forti le opposizioni di Plutone, Marte e Venere, quindi c'è sempre un po' di stress, però oggi datevi alle coccole. Vergine, la luna oggi è in quadratura e quella sensazione che già sabato aveva iniziato del farvi sentire un po' distaccati dai vostri affetti, oggi rimane un po' più imperante. Forse un ritiro in famiglia e un dialogo un po' più affettivo vi può aiutare a capire dove l'impostazione dei vostri rapporti non rende soddisfacente l'andamento di tutto. Del resto la capacità di analisi non vi manca certamente. Bilancia, luna amica, finalmente risale l'umore e probabilmente oggi vi darete alla macchia, un po' misteriosamente in fuga con un amore o verso un amore. Scorpione, la giornata di oggi prevede una luna di seconda casa, una giornata quindi volta un po' all'economia domestica e alla gestione familiare con cui siete alle prese da un po' di pazienza. La luna oggi è decisamente più semplice, si tratta solo di decidere in maniera oggettiva ciò che è più conveniente per voi. Sagittario, una luna che troneggia nei vostri gradi. L'umore però non è dei migliori proprio perché la luna è offesa da quadrature con Saturno, Sole e Mercurio. Ecco, forse probabilmente oggi per stare meglio potreste decidere di sottrarvi a qualcosa. Non tutti gli impegni o gli inviti possono essere accettati. Cercate di ritagliarvi il vostro spazio e anche di lasciare spazio al partner o all'amore di fare qualcosa di carino nei vostri confronti. Capricorno, una luna oggi un po' più emotiva, ma niente di particolarmente urticante, se non semplicemente la sensazione di voler conquistare e riconquistare la persona conquistate. Oggi forse qualcuno vi terrà un po' sulla corda, ma questo agirà più da stimolo che non da tensione. Acquario, luna finalmente amica, si abbassano le tensioni, anche se Marte e Venere ce l'hanno a morte proprio con il vostro Urano. Vogliono più libertà, vogliono più espressione, e se fosse semplicemente un modo carino da parte degli astri di dirvi che vi dovete liberare di più in amore? Pesci, giornata oggi che prevede una quadratura della Luna e le quadrature su Saturno, Sole e Mercurio si fanno un po' pesanti. Oggi è una giornata in cui non dare troppa retta a tutta una serie di faccende che non riguardano propriamente i sentimenti, proprio perché potreste debordare in cose che potrebbero rovinarvi un po' la giornata. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 3 marzo del 1944 una tragedia senza precedenti colpì l'Italia, il disastro ferroviario di Balvano. Un treno merci partito da Napoli con a bordo centinaia di persone in cerca di cibo nei Monti Lucani rimase bloccato in una galleria, avvelenato dai gas tossici delle locomotive a vapore. Morirono quasi 600 persone, la maggior parte provenienti da Resina, oggi Ercolano. Fu la più grave sciagura ferroviaria della storia italiana, ma per anni fu tenuta nascosta dalle autorità, che la liquidarono come una sciagura per cause di forza maggiore. Acqua davanti e vento d'areri.
letteralmente acqua davanti e vento dietro. Lo si usa per indicare qualcuno che a prima vista ci aveva suscitato simpatia, per poi rivelarsi insopportabile. A quel qualcuno allora si augura che si levi di torno in fretta, con l'acqua davanti, la pioggia cioè, e il vento dietro a spingerlo ad andarsene il più velocemente possibile. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Il matto del giorno è in realtà il genio della matematica, George Cantor. Cantor scoprì che esistono diversi tipi di infinito, alcuni più grandi di altri e che si possono confrontare e manipolare come i numeri normali. Queste idee erano rivoluzionarie e sconvolgenti e gli valsero l'ostilità di molti colleghi che lo consideravano un pazzo, un eretico. Cantor soffrì molto per il rifiuto della comunità scientifica e per la morte di un figlio. Si rifugiò allora nella filosofia e nella religione, cercando di dimostrare l'esistenza di Dio con la matematica. La sua mente era sempre più fragile e instabile. Morì nel 1918, povero e solo. Ma la sua teoria fu poi riconosciuta come una delle più importanti della matematica moderna. In suo onore, sulla Luna, c'è un cratere che porta il suo nome. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Anche per oggi la nostra puntata di Almanacco giunge al termine. Mi raccomando, ci vediamo domani, stessa ora, stesso canale.